Una ventina di camionette blindate delle forze dell'ordine attorno al municipio di Mestre, decine di uomini schierati dal questore e dal prefetto per motivi di ordine pubblico. Il ritorno di Casarini e dei militanti dei centri sociali veneziani a difesa della comunità Sinti e contro i simpatizzanti leghisti tacciati di razzismo. Quello di oggi è stato un consiglio comunale al calor bianco, dove la tensione fuori e dentro il palazzo in certi momenti ha raggiunto un livello tale da far temere possibili degenerazioni violente. Uno dei punti all'ordine del giorno in Consiglio Comunale era infatti la proposta dell'opposizione di indire un referendum pro o contro l'insediamento del campo nomadi di Via Vallenari, i cui lavori sono peraltro già iniziati e che a questo punto difficilmente potranno essere interrotti. Ma è un tema che ha diviso e continua a dividere nettamente la politica e l'opinione pubblica veneziana. Noi non siamo razzisti, noi assolutamente. Noi riteniamo che ci sono delle priorità più importanti del campo nomadi. Abbiamo 2.800 persone dal 2005 che attendono l'assegnazione di case pubbliche e questa amministrazione ha ritenuto attingere soldi del denaro pubblico per questo campo nomadi, diciamo che è a nostro avviso ricettacolo di criminalità, e quindi che sia data la possibilità ai cittadini di attingere a questa forma di democrazia perfetta che è il referendum. Che siano i cittadini a dirlo. È vero che c'è una parte della città che ritiene questa non essere una priorità, io credo che invece sia una scelta di forte giustizia nei confronti di una minoranza che comunque è cittadina del Comune di Venezia e che, ripeto, rispetto a quanto il Comune investe in termini complessivi per l'intera città riceve veramente delle briciole. Quindi credo che alcune posizioni siano fortemente strumentali, al di là del fatto che poi il pensiero di ognuno va fondamentalmente rispettato.